Presidente, di nuovo ad Agrigento a inaugurare questa mostra, una mostra sicuramente a lei particolarmente cara, anche per ciò che rappresenta. Sono contento di tornare ad Agrigento. Dicevo poco fa come il buon padre di famiglia che deve stare accanto ai figli che ritiene più fragili. Quella di Agrigento è una provincia che vive condizioni di difficoltà maggiori rispetto ad altre province dell'isola e qui bisogna ricominciare da quello che già c'è, cioè dal passato, perché il futuro di Agrigento è nel suo passato. Noi dobbiamo puntare ad un'agricoltura di qualità nell'Agrigentino e a un turismo culturale che non deve inseguire miracoli ma deve solo valorizzare la materia prima di cui già dispone. Questo deve saper fare la Regione con l'aiuto del Comune, di tutti i comuni della provincia, dei soggetti pubblici e dei soggetti privati. La mostra Città Aurea è una bella iniziativa della sovrintendenza perché accende finalmente un riflettore sulla architettura urbana degli anni 30, di cui Agrigento si vanta avere testimonianze assai significative. Un modo per saper leggere il nostro passato e per capire verso dove dobbiamo andare. Nel frattempo lavoreremo per riqualificare la casa Pirandello, che non mi piace nelle condizioni in cui si trova, è in stato di abbandono, riqualificare la biblioteca regionale intestata sempre a Pirandello, il parco archeologico ha bisogno, il museo archeologico ha bisogno di alcuni interventi significativi e poi ho parlato con i vertici del parco archeologico della Valle dei Templi e anche lì c'è bisogno di personale che sia riconoscibile, con decoro, in divisa, servizi igienici puliti, segnaletica efficiente, il posteggio che non deve creare disagi, insomma chi viene da noi non deve poi alla fine dire "ca non ci torno più". Chi viene da noi deve poter tornare alle proprie case per dire la Sicilia sta cambiando. La mostra nasce innanzitutto per il volere del Presidente della Regione che ha individuato nelle 9 province siciliane le città auree. Noi siamo la seconda di questa esperienza della soprintendenza, delle 9 soprintendenze siciliane e come diceva lui ora nell'intervento che ha appena finito di fare, alla fine dell'anno prossimo troveremo tutte queste esperienze legate insieme in una delle grandi sale dell'Albergo delle Povere a Palermo. È un'esperienza straordinaria perché individua un momento preciso del razionalismo italiano e siciliano in particolare. Agrigento era una città rurale negli anni 20, per cui in quel periodo del razionalismo la città ha subito un ammodernamento attraverso interventi di urbanistica e di architettura con grandi architetti, l'ingegnere Del Debbio, Marzoni, eccetera, che sono tutte individuate in questa esperienza che troveremo nella mostra che ha messo a disposizione i locali del foyer, come sapete, il direttore di Banca Italia.